Siamo qui con Riccardo Zanini, Alta Lessigna, per parlare di Lessigna Moonlight, la nuova rassegna di escursioni enogastronomiche in Alta Lessigna. E di cosa si tratta intanto? Grazie, si tratta proprio di una nuova rassegna di eventi, sono degli eventi enogastronomici legati all'escursionismo outdoor. Abbiamo pensato ad una rassegna che si muova su un raggio di tempo abbastanza ampio, perché si muove dal 18 di maggio fino al 14 di dicembre, tutte le notti di luna piena. Esclusivamente in luna piena usciremo con delle escursioni di trekking in varie location, saremo ospitati in rifugi e ristoranti in quota e andremo a fare degustazioni ad hoc di spumante Lessini Durello e di Monte Veronese. Esattamente una collaborazione tra il Consorzio del Lessini Durello e il Monte Veronese, due prodotti tipici di queste zone, che si uniranno in che modo? Assolutamente sì, abbiamo unito le forze tra quelli che sono i due più importanti consorzi di tutela del territorio e il nostro progetto che appunto cerca di creare esperienze per il turista in montagna. Li abbiamo uniti offrendo una parte escursionistica guidata e una proposta di marketing molto allettante per l'utente. Allo stesso tempo andiamo un attimo come si dice, a rinfrescare le loro gole con del buon vino e del buon formaggio. Quindi appuntamento per quante serate in Alta Lessigna? Sono 9 appuntamenti da sabato 18 maggio fino al 14 dicembre in tutte le notti di luna piena. Quindi una festa, un connubio tra il cibo e il buon vino tra il Monte Veronese e il Lessini Durello? Assolutamente sì, noi crediamo che oggi nel turismo ci sia una leva veramente da muovere, che è quella del turismo lento, un turismo che fa sport, leggero, soprattutto che sia un turismo ecosostenibile, quindi con dello sport sano all'aria aperta e legato all'enogastronomia. Benissimo, grazie mille. Grazie.